Il rapporto con Venezia è sicuramente quello con l'acqua, infatti lo spettacolo, questo elemento viene vissuto in tutte le sue fasi o in tutti i suoi stati. Salve a tutti, io mi chiamo Leo Zappitelli. In questo spettacolo il mio ruolo è principalmente quello del cantante. Sono infatti un cantante lirico di formazione classica. La cosa interessante che è stata di questo spettacolo è stata sicuramente per quanto riguarda l'aspetto musicale, la collaborazione con Maria Bonzanigo, che è la compositrice delle musiche, appunto. È stato interessante come spontaneamente venissero in luce l'esigenza di trovare un timbro e un colore specifico per ogni scena che andavo ad affrontare. Per la prima volta per me che mi rapporto in scena con degli acrobati, quindi rapportarmi al movimento dei corpi degli acrobati, alla loro espressività e trovare insieme un colore vocale appropriato è stata sicuramente la cosa più interessante e più stimolante come cantante. E questa cosa direi che è riuscita sia a livello, diciamo così, artistico, ma soprattutto emozionale, perché lo spettacolo è prettamente emozionale. Il mio apporto è anche quello di musicista. È stato interessante sicuramente scoprire questo strumento che è la glassarmonica, uno strumento molto delicato e va affrontato con una sensibilità musicale veramente molto forte. Questo mi ha richiesto un certo impegno.